Allerta meteo oggi diramato dalla Protezione Civile regionale, anche ad Agrigento, scuole chiuse, appello del sindaco Miccichè alla prudenza. Celebrata ieri una messa solenne in cattedrale alla presenza di Don Luis Tegle, prefetto della congregazione, e dell'arcivescovo Don Damiano, in memoria di San Gregorio. Coinvolto anche il Sor Optimis Club di Agrigento, si è pregato per le donne vittime di violenza. Oggi giornata nazionale della colletta alimentare, buona la partecipazione della gente nel donare beni ai più bisognosi nonostante l'allerta meteo. L'Arrea fa appello al Premier Giorgia Meloni per eliminare le discriminazioni verso le TV locali e abolire il DPR 146/17 che dà milioni di euro solo alle grandi TV. Schifani lancia le iniziative per gli abitanti delle isole minori, l'assessore alle infrastrutture Aricò incontra i vertici dell'ANAS per eliminare i tempi di percorrenza anche per la strada statale Agrigento-Palermo e per la Catania-Palermo. Il Licata Calcio incontra l'Aversa, l'Agragas il CUS Palermo, la Fortitudo sconfitta a Torino. E bentrovati con l'appuntamento di TVA Notizie. Apriamo oggi il nostro telegiornale con un avviso alla cittadinanza. È stata emanata dal sindaco di Agrigento Miccichè il DPR avviso per il rischio meteo idrogeologico allerta arancione con condizioni meteo avverse per tutta la giornata di oggi, previste precipitazioni sparse e diffuse a carattere di rovescio temporali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettriche e forti raffiche di vento. Previsti venti da forte burrasca prevalentemente settentrionali e orientali, mareggiati lungo la costa. Il primo cittadino Miccichè invita pertanto la cittadinanza alla massima prudenza ed è stato anche fatto divieto, tra l'altro, di attività all'aperto per gli asili nido, le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, interdizione ai giardini pubblici, impianti sportivi all'aperto, aree giochi esterne, cimiteri e sottopasso, interdizione all'uso temporaneo di locali interrati, seminterrati e bassi, specie se in prossimità di alvei, sponde e argini di torrenti e fiumi già in oggetto di precedenti criticità, in particolare per tutta la zona del viale Emporium, lato fiume Agragas, sospensione delle manifestazioni, eventi all'aperto, mercati rionali di merci e vari. È celebrata ieri con la messa solenne tenutasi in cattedrale da Don Luis Antonio Tegle, prefetto della congregazione e l'evangelizzazione dei popoli, e l'arcivescovo di Agrigento Don Damiano, la memoria del vescovo agrigentino San Gregorio, protettore degli studiosi e dei conservatori dei beni archeologici e architettonici. Durante la celebrazione della messa, la comunità ecclesiale e il Club Sor Optimis di Agrigento hanno voluto ricordare e pregare per le donne vittime di abusi e aggressioni. Abbiamo sentito in merito Don Damiano. È stata celebrata ieri con una messa solenne tenutasi in cattedrale la memoria del vescovo agrigentino San Gregorio, protettore degli studiosi e dei conservatori dei beni archeologici e architettonici. Durante la celebrazione la comunità ecclesiale e il Sor Optimis di Agrigento hanno voluto ricordare e pregare per le donne vittime di maltrattamenti, comportamenti persecutori, abusi domestici e aggressioni. La celebrazione è stata presieduta dal cardinale Luis Antonio Tagle, prefetto della congregazione per l'evangelizzazione dei popoli, una delle massime cariche dello Stato del Vaticano. L'aver potuto essere incluse nella celebrazione di ieri sera, ha affermato la Presidente Margherita Trupiano, è stata per noi un grande privilegio per averci dato, il quale ringrazio la sensibilità del nostro arcivescovo Monsignor Damiano e Don Giuseppe Pontillo, fattosi portavoce della nostra istanza. Il cardinale Tagle è una delle più alte cariche del Vaticano e ha pronunciato un'omelia nella quale ha più volte riportato l'attenzione di una Chiesa gremita sulla tematica della violenza sulle donne, sottolineando
che la società deve imparare nuovamente a saper guardare alle donne e porsi in posizione di ascolto per celebrare la fede. Per noi di Ossor Optimist è stata una grande occasione per esserci in un modo diverso e coinvolgendo un settore, quello cattolico, che ha avuto modo di toccare con mano e diffondere il nostro impegno simboleggiato dal drappo rosso, la composizione di fiori gialli e blu, che il nostro labaro e il folto gruppo di soroptimiste presenti contraddistinte per l'avere indossato un delicato e significativo fiocco arancione. La Chiesa Agrigentina oggi celebra la memoria di San Gregorio Agrigentino, vescovo di questa terra in anni lontani, anni in cui Gregorio scelse il Tempio che abbiamo nella valle come sede della cattedrale, dedicandolo ai Santi Pietro e Paolo, e così indirettamente ne ha anche salvaguardato un po' il deperimento naturale. Oggi ha presieduto la celebrazione, essendo qui in visita ad Agrigento, il Cardinal Tagle, prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione. Ha spezzato la parola del giorno, che ci proietta a compimento del Regno di Dio, essendo ormai al compimento di questo anno liturgico. E ci ha donato il suo commento, che ha messo al centro la nostra fede, provocandoci anche con delle domande, quasi a dire: siamo qui perché abbiamo fede, ma qual è lo stato di salute della nostra fede? No? Quanto sappiamo ascoltare la parola del Signore, trattenerla e quindi farla nostra e non farla scorrere come se fosse un liquido che scorre su di noi. Sì, un bel momento, un'assemblea attenta, e abbiamo fatto chiesa. E oggi giornata nazionale della colletta alimentare anche nella nostra provincia e in città. Stamani diversi i supermercati in cui si è fatta la raccolta di beni di prima necessità, con un'ampia partecipazione di gente che ha voluto donare parte della loro spesa ai più bisognosi. Anche i Lions Club di Agrigento e provincia hanno partecipato all'evento Seguiamo il servizio, da noi realizzato in un supermercato di Agrigento. Oggi 26ª giornata nazionale della colletta alimentare, l'iniziativa ha visto il coinvolgimento di parecchia gente e anche dei vari Lions Club d'Italia, anche nella nostra città di Agrigento, grande la solidarietà mostrata dalla gente. In collaborazione con i Leo e con altre associazioni siamo qui presenti in questo supermercato a chiedere alla gente di fare un gesto concreto. Insieme al Banco Alimentare, i Lions hanno stretto la collaborazione col Banco Alimentare Nazionale, per cui siamo qui a disposizione come volontari per dare un contributo a chi ne ha di bisogno, pronti sempre in tutte le attività che il territorio richiede. Tanti volontari in tanti supermercati, e a tutti gli amici che questa sera si troveranno a fare la spesa chiediamo un contributo di generi alimentari, di quant'altro sia a lunga conservazione, per farlo arrivare a chi realmente ne ha di bisogno. Anche il Leo Club è presente a questa iniziativa? Sì, assolutamente sì, anche quest'anno siamo presenti aiutando il Banco Alimentare, e noi sicuramente daremo una grandissima mano per questa giornata, aiutando le famiglie bisognose. Ringrazio anche il nostro Lions Club sponsor, siamo tutti presenti. Spero che questa giornata possa dare un grande contributo anche a tutta la città e alle famiglie bisognose. Ecco, ora ascoltiamo una responsabile del Banco Alimentare. Sì, sono più che altro una capo-equipe della città di Agrigento. È da tanti anni, quindi dal 1989, che la colletta si fa a livello nazionale, quindi è un gesto a livello nazionale che con tutte le crisi che ci sono state, ma i risultati ci sono, quindi anche quest'anno
anche in mattinata diciamo che la situazione Ecco, siete presenti in diversi punti della città di Agrigento, ma anche in provincia. Fino a questa sera sarà possibile donare qualcosa? Sì, è tutta la giornata, solo oggi, quindi per chi è interessato e ha voglia di donare qualcosa e fare un gesto di carità, si può presentare in tutti i supermercati, siamo in provincia a Favara e anche a Raffadali, quindi potete raggiungerci. Come sta rispondendo la città? Insomma, Agrigento già in questo qui siamo al Penny Market, un primo consuntivo. Ma io posso parlare del mio supermercato attualmente, sì, la risposta c'è. Quindi ancora la mattinata deve carburare, quindi magari più tardi ci sarà, però per quello che ecco, c'è tempo fino a quando? Fino alla chiusura del supermercato, tutto il giorno. Quindi facciamo un ulteriore appello allora? Sì, quindi per chi, ripeto, vuole fare un gesto di carità, perché le famiglie bisognose ci sono a Agrigento e provincia comunque, quindi per chi vuole oggi tutto il giorno, dalla mattina fino alla sera alla chiusura, noi siamo qui presenti. E qual è la situazione del Covid in provincia? Sentiamo il commissario dell'ASP Zappia nel suo punto resoconto settimanale. Allora, siamo all'ultimo appuntamento di novembre per quanto riguarda la situazione pandemica nella nostra provincia. Nulla di nuovo, perché i numeri sono sempre quelli e oggettivamente adesso che è iniziato l'inverno inizia a essere un po' più interessante il fatto che nonostante l'inverno, il freddo, la pioggia e quindi il nostro vivere in ambienti diciamo chiusi, il virus continua a mantenersi a questi livelli. Questo perché ovviamente ci siamo fatti i vaccini e ci siamo protetti. Questo lo riprendo subito dopo avervi detto che sia per quanto riguarda i tamponi che per quanto riguarda le vaccinazioni siamo sempre a livelli tamponi il 25%, vaccinazioni 531 in una settimana, quindi diciamo che non è cambiato nulla. Sul fatto che le vaccinazioni ci abbiano dato la copertura che ci consente oggi di fare una vita normale, anche gli scettici man mano si stanno convincendo, perché la vita, il turismo che abbiamo vissuto nella nostra Agrigento piuttosto che nella nostra Sicilia o Italia è stata a livelli massimi, lo è ancora, e quindi questo è dovuto al fatto che con il vaccino ci siamo per fortuna immunizzati non dal contagio ma dalla malattia, ci ha consentito o di non ammalarci oppure neanche di essere contagiati. Però io vorrei approfittare di questo per fare riflettere tutti su un altro punto delle vaccinazioni, sull'utilità delle vaccinazioni, e colgo lo spunto dal fatto che ieri degli epidemiologi del Ministero e dell'Istituto Superiore di Sanità dicevano che il morbillo sta ritornando. Ora noi, tutta la Sicilia, ma Agrigento fino al 2019 aveva dei tassi di vaccinazione che tendevano al 95%, dal 90 al 95%, noi quando eravamo vicino al 90 dicevamo che andavamo male, quando arrivavamo al 95 diventava un obiettivo accettabile per poi arrivare al 100%. Questa prevenzione attraverso la vaccinazione di tutte le aziende sanitarie, quindi di tutta Italia, ci ha consentito di abbattere fino a livelli di eccellenza mondiale la mortalità infantile e poi di migliorare la qualità della vita, perché riusciamo a vivere per più tempo, perché prima del virus l'aspettativa media di vita era oltre gli 80, arrivavamo a 85-86 anni per le donne, un po' meno per noi uomini, però siamo a livelli alti. Con il nostro Covid noi abbiamo abbassato anche l'aspettativa di vita. Dopodiché la cosa brutta che volevo raccontarvi e raccomandarvi di non commettere questo errore è il fatto che ci siamo dimenticati sulla alta protezione che i vaccini ci hanno dato e ci hanno consentito di raggiungere questi livelli. Nella sostanza, ripresentandola dall'altro lato della medaglia, vi dico che il riaffacciarsi del morbillo, come di tutte le altre infezioni che man mano con l'allentamento delle vaccinazioni si stanno ripresentando, mette a rischio sia i bambini, e quindi la mortalità infantile, e mette a rischio anche gli adulti. Solo per curiosità, ma per ricordarvelo, perché poi non ce lo stiamo ricordando più nessuno, oltre a problemi respiratori, il morbillo può portare anche encefalite nei bambini e negli anziani, può portare otiti nei bambini e negli anziani, può portare danni al nervo ottico, quindi con cecità, nei bambini e negli anziani. Quindi non stiamo parlando di malattia, cioè l'encefalite è una malattia seria, e il fatto che io
con il solo vaccino posso evitare a mio figlio o al nonno che sta con mio figlio che si ammala questa malattia, penso che sia una cosa molto prudente. Quindi la raccomandazione è: vacciniamoci, così come facevamo in tempi più tranquilli, in cui non c'era questa Novax contro i Vax, che adesso è diventata una sorta di diatriba che non serve a nessuno, dialettica inutile. I vaccini nel mondo hanno salvato migliaia di persone, hanno consentito alle popolazioni che hanno avuto la fortuna di farseli, pensiamo a quelli dell'Africa e altri dell'Oriente o del terzo mondo cosiddetto che non possono farselo, ha consentito a chi lo poteva fare di avere tanti benefici sotto il profilo della salute. Quindi riprendiamo un po', e adesso l'ASP nel mese di dicembre si occuperà della promozione delle vaccinazioni normali. Il prossimo appuntamento sarà il primo del mese di dicembre. Milioni di euro alle TV, ma a goderne solo le grandi, lasciando indietro quelle più piccole, realtà che producono informazione sul territorio locale. Grazie al famigerato DPR 146/17 le TV locali devono essere adeguatamente aiutate. Questo è l'impegno del sindacato REA, associazione che raccoglie le TV locali minori, che proprio nella giornata di ieri ha avuto un incontro con il capo di gabinetto della Premier Giorgia Meloni per illustrare la discriminazione che va avanti da diversi anni, nella speranza che per l'anno prossimo queste disparità possano essere eliminate. Il servizio. Lo Stato aiuta i grandi e lascia morire i piccoli. È questo il pensiero che traspare quando si leggono i numeri delle graduatorie che concedono i fondi per il sostegno alle TV locali in Italia attraverso il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione. La legge DPR 146 del 23 agosto 2017, che serve a dare sostegno a chi produce informazione per i cittadini, tutela solo le grandi TV, portandole in un meccanismo che le fa diventare ancora più grandi a discapito di realtà che comunque producono informazione, ma che lavorando con meno dipendenti e avvalendosi di professionisti a partita IVA non possono nemmeno accedere alla domanda per i contributi. Così nel nostro paese ci sono i colossi che portano a casa milioni di euro con bilanci chiaramente avvantaggiati e chi deve fare i salti mortali per sopravvivere. La graduatoria 2022 vede uno stanziamento supermilionario. Di questi, oltre 12 milioni e mezzo di euro vengono stanziati a TV venete, 11 per la precisione, attraverso una graduatoria. Le altre sono state completamente dimenticate dallo Stato. Le TV locali che fanno informazione devono essere tutelate, aiutate e chi fino ad oggi è stato dimenticato, non certo involontariamente, lancia un appello al nuovo governo chiedendo una modifica alla legge affinché sia introdotta la partecipazione di tutti i soggetti senza sbarramenti e ovviamente in maniera proporzionale. Solo così il pluralismo dell'informazione sarà reale e sarà restituita la dignità a quegli editori calpestati da un sistema che dopo il 2016 ha cambiato le regole, togliendo a chi aveva poco e dando tanto a chi aveva già molto. Tariffe agevolate per tutti quei lavoratori come insegnanti, operatori sanitari e forze dell'ordine che svolgono una funzione pubblica nelle isole minori della Sicilia. Questo è l'obiettivo della Regione Siciliana, che ha avviato un'interlocuzione con i gestori dei collegamenti marittimi. Le interviste al presidente Schifani e all'assessore Aricò. Meno di un mese fa i sindaci delle isole minori avevano rappresentato una situazione di enorme difficoltà, la riduzione dei collegamenti con il mese di ottobre. Abbiamo preso atto di questo, li abbiamo incontrati, non avevo assessori, è venuto con me l'ingegnere Bellomo, abbiamo assunto gli impegni che abbiamo mantenuto, i tagli non sono stati effettuati ed anzi, essendo state aggiudicate le gare di appalto, verranno potenziati. Oggi abbiamo affrontato anche un altro tema, quello sociale, cioè i docenti che pagano un biglietto intero per andare in quest'isola minore, i militari ed altro, e mi sono impegnato ad esaminare questo aspetto lanciando l'idea di equiparare queste figure istituzionali al trattamento dei residenti, cioè una tariffa estremamente ridotta. Saremo a fianco dei sindaci, dei residenti delle isole minori, ma anche dei dimoranti, perché oggi e dei lavoratori, perché oggi abbiamo parlato delle problematiche che investono ad esempio gli insegnanti, gli operatori sanitari o le forze dell'ordine che si recano sull'isola per svolgere i loro servizi
di carattere pubblico. Quindi a breve chiederemo, stiamo già avviando un'interlocuzione con i gestori del servizio affinché possano essere risolte questo genere di problematiche. Entro 3 mesi i tempi di percorrenza sulla Palermo-Catania e sulla Palermo-Agrigento saranno ridotti del 20%, lo afferma l'assessore regionale infrastrutture Alessandro Aricò, che ha incontrato i vertici dell'ANAS Sicilia per fare il punto sulla situazione delle autostrade e delle strade siciliane. Presenti, oltre all'assessore, il dirigente generale del Dipartimento regionale alle infrastrutture Fulvio Bellomo, il direttore territoriale dell'ANAS Sicilia Raffaele Celia, il responsabile area gestione Rete Palermo Domenico Curcio, il responsabile area autostradale ANAS Enrico Azzeni. Sentiamo in merito lo stesso assessore alle infrastrutture Alessandro Aricò. Sì, oggi il primo incontro istituzionale, ci siamo conosciuti, abbiamo presentato quali saranno le iniziative del nuovo governo, loro ci hanno rappresentato lo stato d'essere delle autostrade, delle strade siciliane. Siamo rimasti con loro che ci rivedremo prossimamente nei loro uffici per verificare tutti i progetti in essere cantierabili che metteranno in atto nelle prossime settimane e lo stato di avanzamento dei lavori esistenti. Abbiamo parlato di 3 grandi arterie, naturalmente la Palermo-Catania, poi ci siamo soffermati sulla Palermo-Agrigento e poi l'autostrada di nuova costruzione che sarà la Catania-Ragusa. Nelle prossime settimane avvieremo con loro un controllo in loco dello stato d'avanzamento dei lavori e riteniamo che nell'arco dei prossimi 3 mesi potremmo sicuramente ridurre il tempo di percorrenza delle prime 2 arterie di cui parlavamo, cioè la Palermo-Catania e la Palermo-Agrigento, di almeno il 20%. E anche l'Istituto Comprensivo Quasimodo di Agrigento, diretto dalla dirigente scolastica Nellina Librici, ha voluto sensibilizzare gli alunni sul delicato tema della violenza contro le donne in una società in cui il numero delle vittime cresce giorno dopo giorno. Gli alunni dell'Istituto Don Bosco hanno realizzato oggetti simbolo come la panchina rossa, la scarpa rossa, con un'ampia partecipazione delle famiglie, realizzando anche un video che vi proponiamo. Ci fanno compagnia certe lettere d'amore, parole che restano con noi e non andiamo via, ma nascondiamo del dolore che scivola, lo sentiremo poi. Abbiamo troppa fantasia e se diciamo una bugia è una mancata verità che prima o poi succederà. Cambia il vento ma noi no, e se ci trasformiamo un po' è per la voglia di piacere a chi c'è già, potrà arrivare a stare con noi. Siamo così. Giornate amare, lascia stare, tanto ci potrai trovare qui, con le nostre notti bianche, ma non saremo stanche neanche quando ti diremo ancora un altro sì. In fretta vanno via delle giornate senza fine, silenzio, che familiarità, e lasciano una scia le frasi da bambine che tornano, ma chi le ascolterà?
dalle macchine per noi, i complimenti del Playboy, ma non li sentiamo più se c'è chi non ce li fa più. Cambia il vento ma noi no, e se ci confondiamo un po' è per la voglia di capire chi non riesce più a parlare ancora con noi. Siamo così dolcemente complicate, sempre più emozionate, delicate, ma potrai trovarci ancora qui. E in occasione del 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, l'Arma dei Carabinieri ha organizzato una campagna di sensibilizzazione articolata su tante iniziative diverse che hanno tutte un solo filo conduttore: dire noi e mettere un punto a qualsiasi forma di comportamento violento, sia fisico che psicologico, contro le donne. Le tante iniziative hanno coinvolto i media tradizionali, il web e i social, e hanno anche un altro obiettivo fondamentale, quello di convincere le donne che subiscono maltrattamenti o vessazioni di qualsiasi tipo a denunciare con fiducia ai carabinieri. Non è giusto subire violenze o privazioni della propria dignità, neanche all'interno delle mura domestiche, quando l'autore è una persona cara. È per questo che l'Arma punta a far diminuire il numero dei cosiddetti reati sommersi, spronando le vittime a muovere il primo passo verso la libertà e sporgere denuncia. Sentiamo il video. Sai che la violenza può esprimersi in tante forme diverse? Se vieni pedinata e subisci appostamenti, probabilmente sei vittima di stalking. Fai attenzione, puoi esserlo anche se ti tempesta di regali e di dediche indesiderate, se le sue attenzioni stanno diventando eccessive e ti mettono ansia, se ti costringono a cambiare le tue abitudini di vita o ti senti in pericolo. Se vivi una relazione in cui subisci offese e umiliazioni, probabilmente sei vittima di maltrattamenti. Fai attenzione, puoi esserlo anche se non ti dà la possibilità di esprimerti, se ti impedisce di sentire i tuoi amici. Se controlla spesso il tuo cellulare, se ti priva delle risorse economiche necessarie a salvaguardare la tua indipendenza e la tua dignità. Non sottovalutare queste situazioni, parlane con qualcuno, chiama il 1522 e confidati con un'operatrice. Rivolgiti al 112 per richiedere un intervento in emergenza. Vai alla stazione dei carabinieri più vicina per presentare denuncia. Arredi, abiti, accessori custoditi negli edifici pubblici e privati degli anni 20 e 30 del Novecento, ma anche pannelli esplicativi e filmati storici in mostra a Palermo. Nel complesso dell'Albergo delle Povere, in corso Calatafimi, è stato inaugurato il percorso espositivo La città aurea, urbanistica e architettura a Palermo negli anni 30, organizzato dalla Regione Siciliana e curato dalla Sovrintendenza dei Beni Culturali di Palermo, guidata da Selima Giuliano, a chiusura del ciclo avviato a Catania alla fine del 2019. Sentiamo l'assessore regionale Amate e la sovrintendente Giuliano.
Una mostra Città Aurea che inaugurata nel 2019, voglio ricordare, dal presidente Nello Musumeci, una mostra importante per tanti motivi. Il primo, che è un input che io sto dando ai miei dipartimenti, l'avere messo in sinergia, in correlazione 5 sovrintendenze con, voglio ricordarlo, l'ausilio, l'aiuto delle poste e quindi si è fatto un lavoro comune e in ogni provincia si è realizzata una mostra davvero importante. L'altro aspetto è che certamente è stata fatta una importante riflessione, approfondimento, studio su quella che è stata la nostra storia, una storia importante ed soprattutto secondo me per i nostri giovani, per le nuove generazioni. Devo dire grazie a tutti coloro che hanno portato a questo importante risultato, obiettivo centrato. Questa di Palermo oggi è una grande esposizione che raccoglie una selezione di tutto ciò che è stato esposto e in più aggiunge la parte della architettura palermitana con un taglio, devo dire, particolare anche verso la società di quegli anni, ed è per questo che abbiamo inserito nel percorso delle collezioni vincolate, una importantissima è quella del professore Raffaello Piraino, che è un collezionista di costumi che rappresentano l'epoca di cui noi ci occupiamo, allestiti, devo dire, in una maniera molto interessante dall'architetto Laura Galvano. Un altro importante collezionista, in realtà proprietario di una importante casa palermitana. Devo dire che questa è una casa straordinaria, inedita, che noi esponiamo in alcune parti, ma che rende l'idea di quello che rappresenta. È di una famiglia palermitana che si chiama Savona, e colui che ce l'ha prestata è il professore Ernesto Savona. Vi dico soltanto che in alcune parti della cucina addirittura c'era il vetrocemento, che per quegli anni era una cosa, diciamo, all'avanguardia, e lo vedrete nelle foto, i dettagli delle maniglie, dei mobili, dei cassetti, tutti i materiali appunto utilizzati. E passiamo la linea alla regia per la pubblicità. Ottima la performance della band di Marco Floris, che si è esibita ieri sera al Teatro Postavecchia, dedicando anche uno spazio del concerto alla non violenza alle donne nella giornata mondiale del 25 novembre, il servizio che abbiamo realizzato sul posto. Ottima la performance del Marco Floris e The Great Music Band, che si è esibita ieri sera al Teatro Postavecchia di Agrigento, dedicando anche uno spazio dello spettacolo alla non violenza verso le donne nella giornata del 25 novembre. Marco Floris, leader della band, un consuntivo di questa manifestazione svolta a Postavecchia. È stata una bella serata, ecco, raccontaci un po' come avete vissuto questa esperienza. Allora, è stata una bellissima serata, anche perché abbiamo portato al teatro dei pezzi nostri che portiamo anche in giro nei concerti, quindi è stata una bella esperienza. Portare anche del rock in teatro è stato qualcosa di fantastico, davvero. Andrea Lentini? Infatti è stata la prima esperienza quest'anno in assoluto, sicuramente ci saranno delle nuove attività e delle nuove iniziative a partire già dal prossimo mese, e quindi contiamo di girare più posti possibili ed avere più visibilità dopo questa serata che è Questa serata è stata contestualizzata anche in un momento, oggi festa della sì, oggi c'è stata giornata dedicata alla violenza alle donne, ecco, l'avete contestualizzata con un momento. Sì, c'è stato un intervento iniziale di un nostro componente che si è quest'anno è entrato a far parte del nostro cast, che è Salvatore Vita, che ha fatto un piccolo intervento sulla giornata mondiale sulla violenza delle donne, un intervento suo. È andato abbastanza bene, pensiamo di proseguire queste nostre iniziative, che di volta in volta verranno comunicate nella nostra pagina ufficiale che abbiamo su Facebook. Bene, sentiamo ora l'autore su questa ispirazione, che oggi è una giornata particolare. Buonasera, sono Salvatore Vita. Ieri abbiamo cominciato lo spettacolo con una frase: siamo qui riuniti stasera perché ciò che ci unisce è più grande, più forte di ciò che ci divide.
Questo è stato il primo passo. Poi abbiamo fatto la performance della bravissima ballerina Ludivine, che abbiamo voluto rappresentare sul finale l'uomo che deve porgere la mano alla donna, non picchiarla. Molte persone ancora questo non l'hanno capito. E l'obiettivo di noi tutti e di voi che siete a casa e ci ascoltate è proprio questo. Si deve fare qualcosa, perché non è giusto che esista nel 2022 la violenza contro tutti, contro le donne, contro gli uomini. Questo è stato il tema di ieri. E poi questa meravigliosa band, cui ho conosciuto un anno fa e mi sono unito a loro. Marco, tu ti ispiri nella scrittura dei testi di Andrea? Sì, Andrea compone le musiche, io sopra le sue musiche creo i testi, quindi già la musica mi suggerisce le parole da mettere, quello che scrivo è soprattutto quello che mi accade, quindi cerco di portare su canzone delle cose che mi succedono, e poi mi accorgo che le canzoni, le cose che scrivo anche ad altra gente, comunque le vedo che anche comunque le altre persone. Marco, presentaci allora la band, le coriste. Subito, quindi abbiamo anche delle belle donne. Partiamo dalla mia sinistra, Elisa D'Alessandro, in arte Silea, che è la danzatrice del gruppo. Poi abbiamo la seconda voce, la voce solista, Anna Rita Floris, il cognome si avvicina al mio, quindi siamo fratello e sorella. E poi abbiamo Ludivine, che è la chitarrista del gruppo e anche la seconda danzatrice. E la seconda chitarrista. È la seconda chitarrista. Ludivine, un'impressione su questo spettacolo? Ci avete lavorato parecchio, questa sera a Posta Vecchia avete fatto il debutto? Sì, abbiamo fatto le prove anche ieri, anche oggi, dalle 4 che ci siamo, e siamo piene di energia per affrontare questa bellissima serata, proprio in onore delle donne. Bene, andiamo ora allo sport, 13ª giornata del campionato di Serie D Girone I Aldino Liotta di Licata, con il calcio d'inizio che sarà domani alle ore 14. Ospite della squadra di Cata sarà l'Anversa Normanna. Le interviste al mister Romano e ai giocatori Minacori e Mutusaru. Mister, parliamo della prossima sfida interna del Licata, arriva Real Aversa. Che avversario ci aspetta? Un avversario buono, un avversario che corre, che sa giocare anche a calcio, una squadra che anche l'anno scorso ha fatto un grande campionato e quest'anno si sta riconfermando, per cui una partita come sempre complicata e dobbiamo stare attenti a quella che è la loro velocità. È una squadra campana, possiamo dire che c'è differenza tra le siciliane, le campane e le calabresi? No, non credo che ci sia differenza, io credo che tutte le squadre, specialmente in questo campionato, a parte il Catania, si equivalgono e hanno tutti una certa identità, per cui non vedo che ci siano tante differenze. Riavvolgendo un po' il nastro, freddo, la partita di San Cataldo come l'ha analizzata? Abbiamo fatto una buona partita, sicuramente non abbiamo giocato ai nostri livelli, anche perché è merito della San Cataldese che non ci ha dato mai la possibilità di giocare, ci aggrediva molto e faceva molto pressing, però abbiamo tenuto bene il campo rischiando niente, abbiamo conseguito un risultato importante secondo me contro una squadra che sta facendo da 5 partite una striscia importante di risultati, e considerando anche che non ha preso nemmeno un gol in queste ultime 5 partite, per cui il risultato è un ottimo risultato. Domenica rientra Calogero Minacori, un valore in più per questa squadra? Sì, Minacori rientra, è disponibile, è un giocatore che ci dà una grande mano sia in fase offensiva che anche quella in fase difensiva, perché è un giocatore che lotta tantissimo, corre e sicuramente, come hai detto tu, è un valore aggiunto, un'arma in più. La squadra come sta? Bene, come sempre stiamo lavorando bene, come d'altronde abbiamo sempre lavorato, con la disponibilità del gruppo, capendo anche che non ci dobbiamo cullare, che dobbiamo essere sempre presenti, concentrati, perché i pensi che stanno sempre dietro l'angolo. La squadra si allena bene ed è pronta
pronta domenica a disputare ancora una volta una grande partita e sperando di raggiungere un risultato importante. Calogero Minacori, contata la squalifica tra i giocatori a disposizione nella prossima sfida con Real Aversa. Intanto come stai? Sì, sto bene, nonostante da 3 partite che non gioco, però mi sono sempre allenato bene e credo che sono pronto per domenica. Hai sofferto un po', ammettilo. Sì, è stata pesante, ho sbagliato, però devo dire la verità, non me l'aspettavo questa tendenza di 3 giornate, però è passato, acqua passata, adesso pensiamo al futuro e dobbiamo continuare quello di buono fatto fino adesso. Queste 3 giornate ne hai approfittato per vedere un po' la squadra dall'esterno, come ti è sembrata? Sì, la squadra, come dicevo all'inizio, la squadra è forte, gioca, con il gioco arrivano i risultati e i risultati stanno arrivando. Adesso, come ho detto, dobbiamo solo continuare e arrivare bene fino alla sosta di dicembre. Prossimo avversario? Il prossimo avversario è un avversario giovane come noi, sta andando abbastanza bene, però sappiamo che in casa dobbiamo far valere il nostro gioco e dobbiamo portare a casa 3 punti. Con stessi punti dell'Icata, però probabilmente squadre diverse. Sì, squadre diverse, sono giovani come noi, però secondo me non giocano bene come noi, nonostante hanno fatto tantissimi punti. Abbiamo lavorato bene questa settimana, quindi siamo pronti. Tu come stai? Fisicamente come stai? Sto bene, sì, sto bene. L'Icata ti stai trovando bene? Mi trovano bene. Tu hai questa capacità di vedere la porta alla lunga distanza. Quest'anno non a caso hai trovato 2 reti, 2 bellissimi gol da lontano. Sei contento del tuo rendimento personale? Sì, sono contento di farmi questi gol, però prima cosa che devo pensare per la squadra. Deve vincere, poi quello che succede, chi che segna non c'entra, devi pensare solo alla squadra. Senti, per domenica che avversario ti aspetti? Che partita sarà? Partita complicata, però siamo pronti a dare tutto quello che abbiamo. Akragas Cus Palermo, questa è la partita che la squadra agrigentina effettuerà domani all'Esseneto, valida per la 12ª giornata di andata del campionato di eccellenza. Serviamo i dettagli nel servizio di Carmelo Lentini. Rifinitura sotto la pioggia per l'Akragas del tecnico Nicolò Terranova sul campo in erba sintetica di Fontanelle e poi proprio domenica affronterà all'Esseneto il Cus Palermo su un campo che, malgrado la pioggia di queste ultime ore, si presenta scivoloso ma non certo molto pesante. Si tratta della 12ª giornata di campionato e questo match precede di 3 giorni lo scontro di andata di Coppa Italia con il Don Carlo Misilmeri, poi quello di domenica 4 dicembre con l'Enna però al Gaeta. Ma non è finita, perché l'11 dicembre sarà ancora sfida con il Don Carlo Misilmeri in campionato e mercoledì 15, sempre con la compagine misilmirese, il return match di Coppa Italia. In sintesi, nel breve giro di 15 giorni, l'Akragas dovrà affrontare il Don Carlo Misilmeri ben 3 volte ed i risultati che ne verranno fuori saranno la chiave dei destini biancazzurri, a partire dalla Coppa per arrivare all'alta classifica che ne potrà derivare. Intanto un ostacolo alla volta, iniziando proprio dal Cus Palermo, che naviga nei bassifondi della classifica con 7 punti, conseguenza di 2 vittorie, un pari e 8 sconfitte. Si tratta di una squadra molto giovane, con un'età media di 21 anni, allenato da Stefano Colombo ed il suo migliore marcatore è Fofana Contrareti. Per quanto riguarda la compagine dei templi, il tecnico biancazzurro dovrà fare a meno per qualche tempo dell'esperto centrocampista Caccetta per un infortunio al ginocchio subito in occasione dell'ultima trasferta in quel di Gela. Fortunatamente la rosa è abbastanza ampia e sono diversi i calciatori che scalpitano per scendere in campo.
Akragas Cus Palermo è stata affidata a Rosario Pavano di Enna con assistenti Davide Orazio Belfiore e Andrea Triolo di Acireale. Il fischio d'inizio è programmato alle ore 14:30. Infine ricordiamo che dal prossimo 1 dicembre scatta il calciomercato invernale dei dilettanti, per cui molte società che credono nel salto di categoria cercheranno di rafforzarsi ulteriormente e saranno diverse quelle che attualmente sono all'inseguimento dell'Akragas. Vigilia di Akragas Cus Palermo domani all'Esteneto di Agrigento. Questa mattina il patron dell'Akragas, Giuseppe Deni, ha incontrato la squadra. Cosa ha detto ai giocatori, allo staff tecnico? Devo precisare che mi trovavo a Imola perché sto sistemando alcune faccende dal punto di vista amministrativo e ho ritenuto opportuno, perché qua ad Agrigento c'ho il cuore, ritornare per essere presente nella partita di domani con il Cus Palermo. Ho incontrato la squadra e ho detto che domani la vittoria è d'obbligo, perché non bisogna perdere di vista quelli che sono gli obiettivi, la Coppa e il campionato, e i ragazzi sono carichi e penso che domani ci daranno una bella soddisfazione. Domenica scorsa la squadra le ha dedicato la vittoria contro il Gela, una bella soddisfazione, un bel messaggio. Sì, ringrazio i ragazzi, Garufo in particolare, per le belle parole che mi sono state rivolte, ma diciamo che l'affetto è ricambiato, anche io sono molto legato sia all'Akragas che a loro come squadra. Lei stamattina ha incontrato anche Cristian Caccetta, che si è fatto male nel match contro il Gela. Sì, già avevamo avuto una conversazione telefonica dove io l'ho ringraziato per quello che lui ha fatto e che io ho augurato una pronta guarigione, e posso dire che Caccetta in ogni caso, qualsiasi sia l'esito del suo infortunio, sarà con noi. L'obiettivo dell'Akragas è chiudere il girone d'andata in testa al campionato. Come si sta in vetta al campionato? Diciamo che si sta bene, perché qua c'è un po' di smog, per cui stanno più alti, si respira l'aria più genuina. Presidente, si entra anche nel mercato invernale. L'Akragas sarà rafforzata ulteriormente? Ma noi come società abbiamo dato sempre un sostegno economico a quello che è l'area tecnica. Il direttore sportivo Rossello, a cui vanno i miei complimenti e la mia piena fiducia, sa qual è l'ambizione della società. Lui opererà sul mercato nella maniera più opportuna e che meglio crederà. I rapporti tra l'Imolese e l'Akragas, le sue due squadre, come vanno, come procedono? Come devono essere, c'è la sintesi di un'unica proprietà, c'è un interscambio di valori allora quando questo se ne verificherà la necessità, e siamo un'unica famiglia. Un messaggio ai tifosi dell'Akragas che aumentano di domenica in domenica. Sì, la tifoseria l'ho sempre apprezzata, perché è stato il 12° uomo in campo per noi dell'Akragas. Io li ringrazio e gli dico di farsi portavoce per portare ancora più gente allo stadio, per poter gridare Forza Akragas. Il suo obiettivo rimane immutato, vuole riportare l'Akragas nel calcio che conta? Assolutamente sì. E vediamo ora, sempre attraverso un servizio di Carmelo Lentini, gli altri incontri che interessano le squadre della 12ª giornata di eccellenza. Siamo arrivati alla 12ª giornata del girone di andata del campionato d'eccellenza e sono diverse le squadre sotto la lente di ingrandimento pronte a scendere in campo. Ma vediamo cosa riserva questa 12ª giornata. Nel pomeriggio di oggi si stanno affrontando in anticipo allo stadio Lo Monaco di Palermo Parmonval Gela. Domenica invece sono in programma a Casteldaccia Don Carlo Misilmeri, una gara dura per entrambe le contendenti alla ricerca di un risultato utile per la propria classifica. Poi ci sarà Pro Favara Castellammare, altra sfida che si presenta difficile per entrambe, con una leggera prevalenza dei pronostici per la squadra di casa, che si trova all'inseguimento dell'alta classifica. Questo match è stato affidato ad una signora, vale a dire Giorgia Arcoleo di Palermo,
con assistenti Gianmarco Valenti e Giuseppe Belvedere, anch'essi della sezione di Palermo. L'altra agrigentina, vale a dire lo Sciacca di Totò Brucoleri, se la vedrà con la Mazzarese in una sfida che promette battaglia. Infatti per questa difficile gara non a caso è stato chiamato un arbitro proveniente dal nord. Si tratta del signor Giorgio Brozzoni di Bergamo, che verrà collaborato da Nicola Conticello di Catania e Franz Joseph Grasso di Acireale. Tutte queste gare praticamente avranno inizio alle 14:30. Infine ci saranno altre gare che completano il cartellone della domenica, però con fischio d'inizio alle ore 15:30. Si tratta di Marineo Enna, Mazzara Leonfortese e Nissa Resuttana San Lorenzo. Era una partita difficile e sulla carta Torino partiva favorita e ha mantenuto salde le aspettative, crolla pertanto la Fortitudo Agrigento con il risultato di 88-69, nonostante un primo tempo combattuto con la Fortitudo per gran parte del tempo avanti. Torino fa valere la propria supremazia fisica e la squadra del coach Gianni non fa sconti. Quando Agrigento abbassa la guardia e inizia a sbagliare, Torino non sbaglia più un colpo. Una Fortitudo insomma a due facce, quella vista in campo, brillante nella prima parte e poco incisiva nella seconda, con diversi tiri liberi sbagliati e qualche palla persa che avrebbe potuto riaprire la partita. Sentiamo il coach Cagnardi al termine dell'incontro. Innanzitutto i complimenti di rito ai nostri avversari, perché Torino ha giocato una partita solida, molto costante nei 40 minuti, utilizzando gran parte del proprio potenziale a roster. Hanno vinto meritatamente, sapevamo che era una squadra competitiva, attrezzata, che aveva qualche rientrante, quindi con una nuova energia rispetto alle ultime uscite dove effettivamente pochi giocatori sono stati un po' sacrificati, e sapevamo ovviamente che aveva anche un'ottima organizzazione visto l'allenatore che hanno. Detto questo, noi eravamo venuti per provare a vincere, perché nella pallacanestro si vince o si perde, quindi o si viene per vincere o non si deve neanche entrare sul pullman. Avevamo intenzione di provare a rimanere attaccati alla partita, per provare forse negli ultimi minuti magari con un paio di stop difensivi e un paio di canestri a portarla via. Così non è stato. Sicuramente da parte nostra ci sono stati degli errori, ci sono state delle cose che saranno poi da analizzare con i ragazzi. Noi siamo sempre molto autocritici, io lo sono con me stesso e con la mia squadra. Devo però dire che i meriti di Torino oggi sono stati notevoli, perché la loro intensità fisica e difensiva è stata costante per tutti i 40 minuti, e noi oggi dal punto di vista proprio della fisicità a un certo punto abbiamo avuto poche energie da contrapporre ai nostri avversari, che con grandissima solidità hanno portato a termine questa partita. Probabilmente, seppure Torino ha sempre forse dimostrato così a sensazione un po' di comandare questo match, però noi riuscivamo sempre a ricucire un po' i break che facevano, e quindi avevamo la sensazione di rimanere in quella che era la partita che avevamo preparato, cioè quella di grande sofferenza, ma con la volontà di rimanere attaccati. Probabilmente negli ultimi 2 minuti del terzo quarto ci è scappata via un po' la partita, soprattutto a livello di fiducia più che di punteggio, perché abbiamo fatto 2 o 3 errori anche banali. Torino ci ha punito in contropiede, si è un pochettino aperta la forbice, che si era aperta anche nei primi 2 quarti, e lì non abbiamo avuto la forza, probabilmente anche la maturità tecnica e la lucidità per ricucire, e poi Torino ha fatto l'ultimo quarto in grande energia, con una grande difesa, ci ha un pochettino anche soffocato. Noi abbiamo visto la partita scappare via, ci siamo anche un pochettino demoralizzati. Dobbiamo continuare a lavorare sulle nostre cose, dobbiamo cercare di rendere sempre più solidi i nostri ragazzi che escono dalla panchina, perché la loro maturazione come giocatori determinerà quella che sarà la nostra efficacia all'interno di questo campionato. Quindi c'è il rammarico, perché ripeto, siamo venuti per provare a vincere la partita, c'è anche la consapevolezza di aver giocato contro una squadra che ha meritato di vincere. Ritorniamo come sempre in palestra a lavorare duramente.
Domande per... E questo è tutto per l'informazione di oggi. Vi diamo appuntamento a lunedì alla prossima edizione del nostro notiziario.